Sergio Silva, un'altra prestazione convincente del tuo Follonica, una partita comandata dall'inizio alla fine, anche se magari qualche sbavatura poteva essere evitata. Da parte nostra forse qualcuna, da parte di qualcun altro tante. Non è perché si è vinto che poi magari uno deve stare zitto, perché in queste ultime due partite per difendere i miei ragazzi che si meritano anche loro rispetto come tutti gli altri, eh, devo dire due parole perché non si può commettere queste sbavature come hai detto te, quando una partita è penso controllata quasi dal principio alla fine. Tante cose buone, altre meno buone, ma quello che dipende da noi. Poi a tutto un tratto si fanno queste cose e non va bene, non va bene, non va bene perché rischiano di mettere una partita in bilico quando se non così fosse sarebbe stato impossibile e questo non mi piace, bisogna avere rispetto anche per i miei giocatori. Sull'andamento del match, informissima Davide Banini, che insomma è un po' il fulcro della squadra, ma tutti hanno girato alla perfezione, Barozzi bucato solo sui tiri liberi. Sì, penso che la squadra sta bene, veniamo da un buon periodo a fare delle belle prestazioni, si può e si deve ancora fare meglio perché noi vogliamo continuare là dove siamo e per far sì che questo possa essere possibile bisogna fare ancora meglio. Tutta la squadra, un singolo poi magari viene fuori una partita perché è normale che così sia e con la qualità che hanno loro, ma tutti quelli che sono entrati penso che hanno dato il suo contributo come è successo in queste partite qua. Ci prepareremo per un turno di Coppa che è un obiettivo che noi ci teniamo molto, speriamo che Francesco non sia niente di grave e poi abbiamo altre partite molto complicate al campionato.